Va ora in onda la rassegna stampa. Siamo campioni di sbadigli, noi speaker del mattino, cioè cerchiamo di sbadigliare il più possibile prima che il regista ci apra il microfono. Quando si vuole aperto il microfono non si sbadiglia più, è normale, No, non è detto, potrebbe venirmi da tossire, da starnutire e altre cose che è meglio non dire, e lo diciamo in apertura di rassegna stampa. Buongiorno. Si è rotto lo sfumino, lo diciamo ormai da settimane, e ci arrivano tanti piccoli oboli da 5 euro, e io vi ringrazio di questo, pro sfumino. Chiaro che se non fate radio non potete sapere cos'è lo sfumino, e sinceramente a me ricorda un po' qualcosa da cucina. Lo facciamo sfumare un attimo, poi aggiungiamo un po' di acqua, non c'entra niente, non è che qui prepariamo, sì, a volte ci arrivano anche squisitezze da parte di voi ascoltatori. Lo sfumino è un bottoncino oppure un cursore che ti permette di aprire e chiudere il microfono a tuo piacimento. Quindi, se Sammy Varin dovesse tiro giù il cursore, non si sente. Che poi ci fai la figura lo stesso, perché siamo in TV, ciao, canale 252, per cui si sente, si vede, se non si vede, si sente, se non si sente, si vede. Fatto sta. Grazie, lo dico in apertura, a chi ci vuole bene, a chi ha scelto Radio Libertà, perché siamo diversi, perché lo diciamo in modo assolutamente diverso rispetto a qualunque altro canale. Chi ci sostiene attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando abbonati, sostienici e facendoci 5 euro di obolo, quindi di versamento, quindi con la carta di credito cliccate 5 euro, è tutto automatico. Perché? Perché proprio ieri l'amministratore Franzini mi ha fermato dicendo: "Oh Sammy, ma cosa stai facendo?" E non sapeva niente, naturalmente, gli amministratori sono all'oscuro di queste cose perché le faccio solo io, e si è accorto che stanno arrivando centinaia di oboli da 5 euro, e insomma almeno gli facciamo fare un po' di conto, di computo, no? Di pallottoliere. Scherzi a parte, sta andando molto bene questa raccolta di fondi pro sfumino, pro Sammy Varin, come volete, pro redazione, piccolo sforzo da parte di tutti voi, e la nostra radio riesce a migliorarsi, perché da sempre noi, Radio Libertà, prima ancora Radio RPL, prima ancora Radio Padania Libera, siamo sempre stati una radio che viveva con il sostegno della gente. Siete voi i nostri principali editori. Naturalmente anche grazie al conto corrente postale, sempre quello dei tempi di Radio Padania Libera, 37671294, lo ripeto, 37671294, intestato a Radio Libertà. Imposta è una sciocchezza. Chiaro che poi fate i calcoli di te, però 5 euro con le spese non ne vale la pena, facciamo 50, va bene, grazie e grazie. Hai visto, Sammy Varin? Hai cominciato la rassegna stampa chiedendo soldi, cioè manco fossi il mocciosetto che chiede soldi al papà per la benzina del motorino. Va bene, d'accordo. Il buongiorno si sente dal Varin. Rassegna stampa, è una rassegna stampa questa, non sembrerebbe. Buongiorno, anzi buonasera anche a chi ci segue in replica. Sta andando molto bene la replica della sera dalle 20 alle 21, uno mentre cena, magari sei da solo, che faccio? Mi sento il telegiornale, lascia stare, accendo Sammy Varin su Radio Libertà. Tanto in TV siamo sul 252 e ve la raccontiamo, e cerchiamo anche di ridere, di scherzare quando si riesce, anche attraverso i vostri segnali di fumo, si diceva un tempo, i WhatsApp, i messaggini al 340 67 09 659, 340 67 09
659. Voi siete i primi commentatori della mia rassegna stampa, che parte immediatamente con l'agenzia ANSA. Notizia della notte non ce n'è, per fortuna, che sono sempre sfighe pazzesche. Trump a Putin: subito un'intesa per la fine della guerra, oppure imporrò più tasse e sanzioni. E vi dico la verità, io non sono un po' rimasto, perché aveva promesso l'inferno in Medio Oriente se non si fermava la guerra, e a Putin gli dice: guarda che se non fermi la guerra, più tasse e sanzioni. Non siete un po' rimasti male anche voi? Pensavo che ci andasse giù un po' più pesante con Putin. Probabilmente dici meglio non scherzare con lui, perché la prende sul serio. Più tasse, più sanzioni. Vabbè, l'abbiamo fatto anche qua in Europa, abbiamo visto com'è finita. Perché sarebbe diverso se invece lo fa Trump? Chiaro, è il primo messaggio che vi lancio, ed è a voi naturalmente l'ardua sentenza. 340 6709 659. Ci spostiamo sul sito del Corriere, è la stessa identica apertura. Trump ora minaccia Putin e la Russia: ferma questa stupida guerra, la doccia fredda per lo zar, ma non del tutto in attesa. Stiamo a vedere, perché magari c'è qualcos'altro oltre a sta menata delle solite sanzioni che non gliene frega proprio niente a nessuno, almeno a nessuno in Russia. La Repubblica invece è una sua mania: Santanchè, un caso, la ministra resiste, Meloni per ora frena, subito sotto il generale scarcerato, Al-Masri, l'ho detto giusto? La Corte Penale Internazionale contro l'Italia ci deve spiegazioni, ma Repubblica insiste anche su Nordio, il silenzio assenso di Nordio e l'espulsione del Viminale non è stato solo un cavillo. Nordio lo tirano in ballo anche per il discorso che ha fatto ieri. Ci torneremo. Vogliamo volare su qualche quotidiano minore? Sì, dai, anche perché quest'oggi i titoli sono molto vari e variegati, e non vi faccio assolutamente annoiare. Quello del Manifesto, ragazzi, dovrei invitare qua il titolista del Manifesto a fare rassegna stampa con me. Scusami. Chi molla il boia? Non boia chi molla, ma chi molla il boia. E naturalmente si parla del tizio Al-Masri, quello lì che abbiamo mollato. L'Italia non ci ha informato né ha saputo spiegare. Ora che il libico El-Masri scrive questo, ma non era Al-Masri, El-Masri, detto El-Masri, accusato di omicidi e torture dei migranti, è stato scarcerato e riportato a casa da un volo di Stato. Crollano le scuse del governo Meloni. Protesta la Corte Penale Internazionale, che vuole processarlo per crimini contro l'umanità. E noi diremo: ma adesso che Trump ha lanciato le deportazioni, cosa vuoi che sia? Oh, scherzi a parte, mi spiegate anche sta roba delle deportazioni? Perché io che faccio rassegna stampa e mi ritrovo scritta sta frase, che non è una traduzione esatta. Ma perché adesso si è cominciato a scrivere deportazioni? Oggi la Stampa, ad esempio, in grosso scrive: Trump via alle deportazioni. Perché deportazioni? Noi abbiamo sempre detto rimpatri. Com'è che adesso si dice deportazioni? Guarda che è una roba molto seria, perché giustamente deportazioni per noi ha un altro significato, ci riporta indietro nel tempo, negli anni più bui. Abbiamo parlato nei primi giorni dell'anno noi della Lega, scusate, mi ci metto anch'io, sono una tessera RIA del 1987, abbiamo parlato per la prima volta noi della Lega di remigrazione. È anche più carino remigrazione, c'è l'immigrazione e c'è la remigrazione, cioè tu vieni di qua, ma se non fai il bravo e ti macchi di reati gravi, ti rimandiamo indietro. Remigrazione. Fatemi sapere qualcosa, 340 6709 659, so che c'è gente che ne sa sempre più di me, ci vuole poco all'ascolto. 340 6709 659. Perché i giornaloni hanno cominciato a parlare di deportazioni?
anziché semplicemente di rimpatri per chi non è in regola e deve ritornare al suo paese. Ritorniamo sul giornalone. Scendiamo più in basso, no, perché mi fate lo sport? Io odio lo sport, non vi parlerò mai di sport, mi dovete fare fuori perché Sammy Varin vi parli di sport. Volevo andare sì sul Messaggero, l'avviso di Trump a Putin, molto spazio anche per la neonata rapita, la donna ha finto di averla partorita, ci si potrebbe girare un film davvero. Scendiamo più in basso. Il Sole 24 Ore apre con l'intelligenza artificiale, piano Trump da 500 miliardi, Musk, non ci sono soldi. E vedremo che per la prima volta si comincia anche a scioperare contro l'intelligenza artificiale. Domani, Ucraina, Trump minaccia Putin, subito un accordo o più sanzioni. Anche su Domani, al-Masri, la Corte dell'Aia contro il governo. Dicevo, sono tornato sul quotidiano Il Manifesto, il bellissimo titolo del giorno, chi molla il boia, ma subito sotto la frasettina di Trump, puniremo chi ostacola le deportazioni. Torniamo a questo termine. Un termine che fa paura e che viene usato, a mio parere, dalla sinistra contro Trump, contro tutti noi che pensiamo che se un immigrato è illegale deve essere rimpatriato. Non si chiama rimpatrio, si chiama deportazione. Il quotidiano L'Unità, l'Italia sotto ricatto, governo e ministri agli ordini dei tagliagole libici. L'AIA sbugiarda Nordio ha mentito. Dimissioni? Punto di domanda. Andiamo sulla riformista Polo Nordio. Si aspettavano proprio il giorno giusto, no? Polo Nordio. Il ministro della giustizia attacca il PM super poliziotto Enrico Costa, colmeremo i ritardi, governo decisivo. Ma c'è anche qualche bella notizia e per fortuna c'è il Mattino di Napoli che apre con agricoltura, Italia al top in Europa. Lo vedremo naturalmente con i trattori che stanno marciando verso il Parlamento europeo. L'identità, riforma della giustizia entro l'estate, parola di Carlo Nordio, che apre anche sul quotidiano Il Dubbio. Nordio, ho completato la rivoluzione di Vassalli, il PD hai solo aumentato i reati. Ancora quotidiani minori, tra virgolette, ma so che vi piacciono molto di più di quelli onioni, giornaloni. Il Secolo XIX proprio la racconta giusta dicendo primo sciopero contro l'intelligenza artificiale. Genova, con il caso Maersk cresce l'allarme per i mestieri messi a rischio dalla tecnologia. L'esperto, la forza dell'uomo è porsi domande. Primo sciopero contro l'intelligenza artificiale. Ieri il presidio dei lavoratori Maersk in sciopero sotto la sede genovese del porto antico. Interessante? No, fa paura, assolutamente, fa paura, perché sapete bene, l'intelligenza artificiale ce la ritroviamo anche al telefono e quando ti chiama qualcuno tu pensi di parlare con quel qualcuno, invece non è un uomo, è una macchina. Fa parecchio paura. Ancora giornali nononi, giornali non sono etti, è un vezzeggiativo brutto, giornali minori che però la raccontano meglio di quelli onioni. E allora vi porto ad esempio sulla notizia. Processi in tilt e guerra ai magistrati, ma Nordio difende 2 anni di disastri sulla giustizia. Il Secolo d'Italia, Green Gate, e questo è un altro argomento da mettere sul tavolo. Già, Green Gate, che cosa vuol dire? Scandalo Europa, lobby pagate
per promuovere le follie ambientaliste. Questo è il titolo speciale del Secolo d'Italia e che approfondiremo poi su altri quotidiani. Il Quotidiano del Sud, caso libico, l'Italia spieghi, e poi l'Opinione delle Libertà, carriere separate entro l'estate, e proprio di carriere separate parleremo alle 8:45. Questa mattina abbiamo la deputata della Lega, ex magistrato Simonetta Matone. Sto guardando se ci sono altri titoli che possono piacervi. No, siamo sempre su Trump, Nordio and Company. E allora sai che facciamo? Ci tuffiamo sui quotidiani. Lo facciamo un po' strano quest'oggi, sì, so che vi piace. Allora parto dal quotidiano La Verità, d'accordo? Perché poi molti di voi protestano, ma dopo io esco, non sento la prima pagina della Verità. Io vi ricordo che sono in onda anche la sera dalle 20 alle 21, c'è la replica del meglio ma anche del peggio di questa rassegna stampa, d'accordo? La Verità di quest'oggi: hanno finanziato il suicidio dell'Europa coi nostri soldi. L'Unione Europea ha pagato gli ambientalisti per fare pressioni sul Green Deal. Ci avevamo già qualche dubbietto anche sul fronte social, che ci fossero delle restrizioni appositamente dettate da qualcuno. Adesso abbiamo visto che succede la stessa cosa anche sul fronte ambiente. L'Unione Europea ha pagato gli ambientalisti per fare pressioni sul Green Deal. L'ex commissario simpaticone Timmermans ha firmato contratti per centinaia di migliaia di euro l'uno a organizzazioni perché convincessero i parlamentari che il mondo si salva abbattendo vacche e affamando contadini operai. Chiaro che un quotidiano deve fare notizia, io dico sempre la verità sta nel mezzo, però anche se fosse mezza verità questa già ci fa un po' arrabbiare. Chiaro che uno dice no, per farci ragionare, perché noi non ci pensiamo che avere l'auto elettrica inquina molto meno, bla bla bla. Sì, ma non pensiamo a che come si ottiene l'auto elettrica, quanto pesa sull'ambiente un'auto elettrica, fabbricarla e mantenerla da parte nostra, e quando l'auto bisogna buttarla via, dove metti le batterie pericolose? Di questo ne parla oggi Maurizio Belpietro, appunto, su questa Europa che avrebbe pagato gli ambientalisti per romperci i coglioni. Ecco i dossier su cui la Meloni può smarcarsi da Bruxelles e trattare con Donald. Il premier tenterà di mediare, persuasa che il nuovo inquilino della Casa Bianca voglia negoziare e di poter orientare le posizioni della Commissione, ma se si arrivasse alla rottura, Italia First su dazi, difesa, Mercosur. Ce ne parla oggi a pagina 4 del quotidiano La Verità Carlo Tarallo. Il clandestino non può essere espulso, abbiamo detto mica deportato, abbiamo detto espulso, siamo gentili e carini, come Lupo del Lupis, nemmeno se aggredisce i poliziotti. Non convalidato il fermo di uno degli stranieri protagonisti della rivolta al Quarticciolo, Rione di Roma, che i gruppetti di sinistra vogliono resti un ghetto, e Gualtieri li foraggia. Francesco Bonazzi scrive: assieme ad altri balordi nel rione romano del Quarticciolo aveva aggredito i poliziotti per impedire l'arresto di 2 spacciatori. Un tunisino su cui pende un decreto di espulsione è stato preso dalla polizia, ma il giudice non ha convalidato il fermo perché, tra le altre cose, l'africano sarebbe rintracciabile. Nel senso che lo rintracciano, e quindi cioè aspettano che non sia più rintracciabile qua in Italia. Va bene. L'assa sta. Stefano Piazza ci ricorda una notizia ancora più grave: l'assalto con il coltello, l'afgano che uccide e ferisce bimbi di un asilo tedesco. Chiaro, anche lui sentiva delle voci, io ne sono certo di questa cosa. Ma chi sarà mai che si mette in contatto con questi africani e gli dice di farci fuori? Un rifugiato dell'Afghanistan ieri ha seminato il panico in un parco della Baviera dopo aver seguito dei bambini dell'asilo nido durante il tragitto sui vialetti. Ha sferrato coltellate sul gruppo, morti un bimbo di 2 anni e un uomo di 41.
gli innocenti, questi bambini sempre di mezzo, lo vediamo anche quest'oggi su tutti i quotidiani, non sulla Verità, per la Verità effettivamente non è calcata questa notizia di quella mamma che non era mamma, che voleva essere mamma a tutti i costi e che ha rubato un bambino per diventare per finta mamma e fare la festa, roba che neanche in un film se lo sono inventati. Fabio Amendolara, sempre in prima pagina sulla Verità, marocchino preparava un attentato a Napoli, preso affiliato dell'ISIS, radicalizzato, considerato aderente all'ISIS, un cittadino marocchino si aggirava per Napoli svolgendo dei veri e propri sopralluoghi attorno alla sinagoga cittadina allo scopo di colpire la comunità ebraica. Siamo di spalla, in che mani siamo? Il giuramento di Trump ha scatenato i tromboni. La realtà è optional e adesso hanno trovato i nuovi Hitler e Goebbels, scrive Francesco Borgonovo. Arresti pure a scuola, via ai rimpatri. Vedete che altro termine viene utilizzato sulla Verità? Rimpatri. E il tycoon litiga in chiesa con la vescova che ci sembrava appena un pochino LGBT, ma cosa dici mai? Cosa c'è di strano? Sei omofobo, Sammy Varin, si può ancora dire qua in Italia. Referendum boomerang, è ricchissimo oggi la Verità, per quello che sono partito da qua, perché c'è tutto praticamente, non comprate nessun quotidiano, comprate la Verità. Referendum boomerang, il Job Act spacca il PD, la Schlein vuole cancellare la legge voluta dal suo partito, che ribolle come i centrini. Fatto sta, signori, che sarà difficile convincere la gente ad andare a votare se nessuno la convince, perché litigano tra di loro. E noi siamo qua, diciamo, che cazzo dobbiamo andare a votare sti referendum? Il referendum sul Job Act viene indetto per essere una spina nel fianco nel governo e finisce con l'essere l'ennesimo dissidio interno. PD contro PD e contro CGL. Bisognerebbe fare una canzone, Se c'è qualche cantautore all'ascolto, me la fate una canzoncina, PD contro CGL. Se non bastasse il centrino di Prodi, Gentiloni e Ruffini la pensa sul tema come Renzi, autore del Job Act, e nessuno si occupa veramente di lavoro. A proposito di sindacati, CGL e Will non firmano i contratti, in arrivo la sberla a Landini, e meno male, almeno una, ragazzi. C'ho ancora qua le 5 dita della Schlein, salari degli statali aumentati per legge. Ci fermiamo certamente dal quotidiano La Verità per par condicio. Sì, scusami, dai, vi porto da qualche altra parte, su Repubblica ad esempio, tanto per essere... No, andiamo sulla Stampa, che c'ha quell'altro termine carino che ci fa pensare e dici, ma perché? Non l'hai neanche messa la Stampa, proprio non l'abbiamo presa in considerazione oggi. Ormai siamo diventati, un tempo eravamo più democratici, davvero. Vado sul quotidiano La Stampa, eccola qua, la prima pagina. Trump via alle deportazioni. Anche qui appello figlio d'Apollo, quindi mi dite come mai si è cominciato a scrivere deportazione a posto di rimpatrio? Come mai? Ma sono 2 giorni, da quando si è insediato Trump. Scattano le retate contro i migranti. In Messico primi rimpatriati. Scritto in piccolo però, perché in grande ci deve essere deportazioni. E Putin, fermi la guerra o saranno sanzioni. Parla il capo dei vescovi USA. La polizia nelle chiese misura d'altri tempi. Non staremo a guardare. Sulla Stampa ci sono le idee, le loro idee chiaramente. Divide et impera la legge del presidente con Pietro Reiklin. Tremonti, big tech, rischio autoritarismo con Alessandro Barbera. La ricetta maga bocciata dalla storia, Alessandro De Nicola. I pericoli dell'intelligenza artificiale lasciata senza regole, diretta a Arskets. Le parole di Donald e il senso di democrazia con Montesquieu. Taglio alto al Masri, la Corte dell'Aia accusa il governo, opposizioni all'attacco sul torturatore libico, Mantovano e Meloni in Parlamento, i buchi della restituzione. L'editoriale di Marcello Sorgi, la ragion di Stato e l'eredità
di Minniti, ma c'è anche il retroscena, Nordio spalle al muro, i buchi della liberazione, con Irene Famà e Domenico Quirico che ci parla del diritto internazionale ridotto a carta straccia. Sulla Stampa la politica, sicurezza, Meloni e Forza Italia accolgono i rilievi di Mattarella, ma la Lega si ribella. Scendiamo più in basso, non c'è niente di particolarmente scoppiettante. E allora, dove vi porta? Richiedete il vostro quotidiano preferito, signore e signori, 340 6709 659, dove subito mi scrive, devo andare subito da Libero, ci vado, vado dal Libero, va bene, eccolo qua, Eco Business, soldi e bugie per imporci le follie verdi. L'Unione Europea avrebbe pagato segretamente gruppi ambientalisti per promuovere la svolta green di Timmermans. Ma in prima pagina sul Libero ci sono questi due. Che faccia da cattivi, ragazzi. Lui nero, lei bianca, italiana, Pensavo che non fosse italiana, chissà perché. Sarà che sono... E Libero è uno dei pochi che lo mette in prima pagina, anzi forse l'unico. Sarà che sono simpatizzanti di sinistra e di Mimmo Lucano, perché adesso la prima cosa che fanno i giornalisti bastardi, vanno su Facebook, vanno su Instagram a vedere cosa avevano messo e questi nelle scorse settimane: potere al popolo, viva Mimmo Lucano, sistema Riace fantastico. Chiaramente, sai, dopo noi di destra, centrodestra, facciamo uno più uno. Ecco, vedi, guarda questi ben pensanti. E non è bello, certamente, ma ci piace. Simpatizzanti di sinistra e Mimmo Lucano. Neonata rapita in culla, ecco la coppia fermata. Proprio da andarci a bere un caffettino questi. E si erano fatti la festa per festeggiare la nascita di un bimbo, che poi era una bimba, ma l'hanno vestito da bimbo, che non è mai nato. Te l'ho detto, neanche un film, una roba del genere. Siamo sempre sul quotidiano Libero, scendiamo più in basso e Donald avverte Putin sull'Ucraina, accordo subito o altre sanzioni. I commenti con Daniele Capezzone, compagni smarriti. Abbiamo un po' questa sensazione, cioè si sono fermati intorno al termine deportazioni i compagni di sinistra. Chiaro che stanno prendendo la rincorsa, ma devono capire su cosa. PD travolto da Trump non ci ha capito nulla. Daniele Capezzone. Di spalla Antonio Socci, la caduta inizia con Clinton, i 30 anni di sinistra che ci hanno distrutto. Siamo sempre sul quotidiano Libero, anche questo, come vedete, ricchissimo. Opposizione divisa con Elisa Calessi, progressisti a pezzi sulle armi a Kiev si spaccano in 6. Sì, perché c'erano mozioni diverse ed è una roba vergognosa. Rilascio e polemiche, strane coincidenze sul libico fermato in Italia con Brunella Bolloli, chiaramente. Questo ed altro sul quotidiano Libero. C'è anche Leonardo Iannacci con Luca Carboni che ricorda il critico Beatrice che rendeva facili le cose più complesse. Sto per fermarmi, ma non mi fermo ancora. Perché? Perché un'altra prima pagina, dai. Un'altra prima pagina ve la do, quella dei bacchettoni di Avvenire. Titolo principale: Libia, giallo di Stato. Misteri e contraddizioni nelle azioni del governo su al-Masri, accusato dalla CPI di torture, ma liberato e riportato in patria con il volo dell'aeronautica. Abbiamo deportato anche lui. Opposizioni ONG all'attacco. Nei rapporti dell'ONU e nelle testimonianze dei profughi, le violenze nelle carceri dirette dal libico.
La minaccia di Trump a Putin, pace con Kiev o dazi e sanzioni, una roba un po' acqua fresca da Trump, veramente ci aspettiamo qualcosa di più, ormai è un crescendo di promesse e minacce, la carota è sparita, ce l'ho qui la carota, come il colore della sua capigliatura ormai abbandonato per un più pragmatico biondo platino. Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mandato un messaggio a Mosca, vanno accelerati i tempi per i colloqui sulla pace a Kiev oppure cresceranno le sanzioni contro il Cremlino. Un segnale è stato inviato anche ai migranti, schierando altri 1500 soldati al confine messicano e uno agli alleati della NATO, agli europei, prefigurando il ritiro del 20% delle truppe USA dalle caserme del vecchio continente. Magari qualcuno è anche contento. Ci fermiamo? Sì, ci fermiamo per il momento. C'è la pausa delle 8, lo sapete, ogni giorno alle 8 c'è un pianista, ma in generale mando un saluto, ciao ciao e grazie a tutti gli artisti indipendenti che mi scrivono sammy.varin@radiolibertà.net per ascoltare nelle pause la propria canzone. Sì, è proprio così. Ogni mezz'ora un artista indipendente sconosciuto a livello nazionale, ma conosciutissimo nel proprio territorio, fa capolino su Radio Libertà. E nella pausa delle ore 8 c'è uno sconosciutissimo, sì, ai più, ebbene sì, Stefano Bollani. Si è già stancato e vorrei vedere, ragazzi, questa è una versione da pazzi di Stefano Bollani, grandissimo pianista, artista, anche comico potremmo dire, lo vediamo spesso in televisione, una versione geniale del rondò alla turca di Mozart con il tico tico di Paco de Lucia, cioè capisci che uno dice ma come ti sei svegliato stamattina? È un po' stranito, ma il bello di essere su Radio
Radio Libertà è che come lo facciamo noi il risveglio non ve lo fa nessuno è così coraggioso, e non è che gli altri non sarebbero capaci, no, ma sai, ci sono delle cose che fai una rassegna stampa facendo il pirla, Sammy Varin, sì, è uno sconvolgimento completo del format della rassegna stampa del nostro storico Giulio Cainarca, ascoltato da milioni di ascoltatori. È arrivato Sammy Varin. Cainarca chiaramente per sua scelta si è spostato dopo le 10, fa un approfondimento bellissimo che si chiama Auto da Fè, e ha lasciato a me la patata bollente. E quando voi avete in mano una patata bollente, ultimamente ho imparato che si può mettere anche nel microonde. Tu lo sapevi, Simone, che la patata si può mettere nel microonde e la fai andare anche lì? Lo sapevi? Cazzo, ero l'ultimo proprio. Te la puoi mettere dove vuoi la patata, però se tu la infilzi con la forchetta, importante perché sennò esplode, 3-4 forchettate, cioè nel forno a microonde in un minuto, 2 minuti, è fantastico, cuoce, viene fuori una roba bruttissima a guardare, che dice, ma che cazzo, devo mangiare sta roba, no? Però non la puoi toccare per almeno 10 minuti perché è incandescente. Io naturalmente subito me la volevo mangiare, no? Vabbè, perché ho detto questo? Perché mi ha lasciato la patata della rassegna stampa. Fate finta che non abbia detto niente, fate finta di nulla, inviatemi i vostri WhatsApp perché c'è la pausa WhatsApp. Sì, tanto odiata da quelli che vogliono la rassegna stampa, ma tanto amata da chi commenta la rassegna stampa attraverso il numero 340 6709 659. Commentate anche se poi mi spegnete alle 8, perché questa sera, sempre alle 8, ma alle 8 di sera, dalle 20 alle 21, c'è la replica della rassegna stampa, almeno un'oretta, e quindi risentite il vostro WhatsAppino. Cosa dire? Piantedosi, nuovo lodo Moro, e poi noi liberiamo il torturatore libico. Così ci bloccano in Libia i clandestini, trattativa quasi segreta, prendiamo esempio dal Mossad, un colpo e via. Sono meditazioni notturne. I sinistroidi non sanno tradurre in inglese, somaracci per terrorizzare, le solite merdacce. Qui non c'è bisogno di traduzione, siamo proprio chiari. Sì, e sul fatto rimpatri o deportazioni, perché hanno cominciato a scrivere i quotidiani di sinistra deportazioni da quando si è insediato Trump? Vogliono far paura? Ci metto il punto di domanda. Naturalmente io sono giornalista, vi stillo il dubbio, grattatevi pure, non ho detto Tosi. Quando dico Tosi tutti a grattarsi, scherza. C'è un audio, fammi sentire l'audio, cosa dice questo? Signori, buongiorno, sono Albino, ciao Sammy. Ma la parola deportation, logicamente i nostri giornalisti, i nostri pennivendoli da strapazzo, va bene, trovano tutto quanto pur di fare notizia, no? In qualche maniera, di creare dei problemi negli animi di chi ascolta. E ieri c'era il discorso di Musk che faceva il saluto fascista, oggi c'è la deportazione, ci sono i nazisti, quei massa di brave persone. Vadano a leggersi il Cambridge Dictionary, il dizionario di Cambridge, il Cambridge appunto, e vedranno che nella parola per loro, la parola deportazione per gli inglesi vuol dire mandare via, praticamente allontanare, rimpatrio, ha vari significati, solo che noi logicamente dobbiamo sempre dare il significato peggiore, per forza di cose, giustamente, per loro, per l'altra parte così. Capite? Massa di lasciamo perdere. Capite come si manovra l'opinione pubblica? Semplicemente si è usata una delle tante traduzioni parallelamente al saluto fascista di Musk. È minimo. Lavaggio del cervello. Non ci caschiamo, però lo citiamo, perché è importante farvi capire. La rassegna stampa serve anche per questo, perché se comprate solo un quotidiano non capite. Se comprate solo Libero, Libero parla di rimpatri. Se comprate solo La Stampa, deportazioni, oh mamma, cosa gli faranno adesso? Sto leggendo i vostri WhatsApp, datevi da fare ragazzi. 340 6709 659. Se me lo scrivete in questo istante, mi si apre immediatamente, io ve lo leggo, capito? Buongiorno Sammy, La Stampa parla di deportazioni perché sono una banda di analfabeti. In inglese esistono i cosiddetti falsi amici. Ne ha parlato Bagnai nella sua ultima diretta. Seguite Alberto Bagnai,
parlamentare della Lega sui suoi social. Sono imbarazzanti, traducono term con termine al posto di mandato, poi traducono mandate con mandato al posto di obbligo, oppure traducono education con educazione al posto di istruzione. Sono imbarazzanti e poi vogliono eliminare il classico e polemizzano sul latino. Va là, ciao da Stefano. Bravo Stefano, anche Lorenzo da Como ci parla della deportazione che deriva dalla parola spagnola deport, tradotto in italiano uguale sport. Probabilmente si intende che Trump vuole fare un po' di sport agli immigrati irregolari, facendoli correre fino oltre il confine, magari con sollecito di armi puntate contro la schiena. Buona giornata Lorenzo, guarda che questi del PD poi ti prendono in parola, io ti avviso, Buongiorno, sempre a proposito delle deportazioni, ieri sera è venuto da Del Debbio che invita sempre persone da vomito come Sansonetti, ma poverino, non lo invita nessuno, se no Sansonetti si sente veramente solo, è il direttore dell'Unità, almeno lì può dire qualcosa, da vecchio comunista gli vogliamo bene, almeno sappiamo che si traduce il suo essere vecchio comunista nella prima pagina dell'Unità che io vi leggo ogni mattina, ok? Sansonetti ha insistito su questa parola che Trump faceva delle deportazioni. Non capisco questo governo perché quelli che ci sono in Italia non li porta tutti a casa di Sansonetti a sue spese, visto che li vuole tanto, quando si arrabbia diventa come un peperone rosso per i clandestini. Vogliamo bene anche a Sansonetti. Buongiorno, è anni che vi scrivo che l'Unione Europea è una cloaca e che bisogna uscire subito, ma 12.000 euro al mese sono comodi per i villeggianti di Bruxelles. Via dall'euro subito, distinti saluti Corrado da Treviso. E se avessimo remigrato il comandante libico per arginare l'immigrazione clandestina spaventandola con un criminale di alto livello, scrive Marco, avrebbero parlato di deportazione anche contro Salvini se oggi fosse al Viminale. Scherziamo, ma non troppo. Ciao Sammy, il film sul furto di un neonato all'ospedale è già stato fatto. L'ho visto pochi mesi fa ed è a questo che si è ispirata questa coppia di dementi. Grazie dell'assist. Buongiorno Sammy, mi fa pena questa opposizione che non avanza una proposta valida e schiuma di rabbia per i successi del governo. Ora si attaccano al libico, ma meno male che lo abbiamo lasciato tornare al suo paese. La parola deportazione secondo me non è pertinente a quello che vuole fare Trump, ma viene usata dai giornaloni per associarla alle vere deportazioni che ben conosciamo, proprio così. E allora io mi rituffo splash sui quotidiani oggi in edicola, ringraziando tutti voi, mi state scrivendo anche che arrivano le, sto facendo cenno così, soldi, elargizioni, grazie a chi ci ama, ma anche a chi ci ama poco, pochissimo, anzi niente, però dice, dite cose che gli altri non dicono, e allora vi regalo 5 euro attraverso il conto corrente postale 37671294 a tutti coloro che ci danno 5 euro in omaggio una pentola di... Sei un venditore di pentole, Sammy, ma io ve la darei un pentolino, c'ho qualcosina di là, e con 5 euro 5 euro di qua, 5 euro di là, ci compriamo lo sfumino che ci serve per far da mangiare. E lascia stare, Sammy Varin, dai, barbone, straccione. Vado sul Corriere? Sì, il Corriere titola Trump ora minaccia Putin come titolo principale, Mosca fermi la sua ridicola guerra, poi evoca sanzioni, primo screzio con Musk sul piano per l'intelligenza artificiale e il presidente che chiude gli uffici per la diversità, indagato chi non agirà contro i migranti. Questo è potente, questo è potente, e chissà mai che qua in Italia magari non dare queste idee, Sammy Varin, mamma mia. Mi tuffo nel Corriere per un qualcosa di più leggero tra pochissimo. Prima però il grosso guaio del Job Act a pagina 13 del Corriere con Roberto Gressi, perché Schlein è vincolata dall'abbraccio con Landini. Insomma, abbiamo capito che già vanno in pochi a firmare questo a votare il referendum e non ci andrà proprio nessuno, sarà uno sperpero di soldi schifoso. Referendum, la leader non vuole nemici a sinistra, ma nel PD
crescono i dubbi. Ricordiamolo, lunedì la Consulta ha giudicato inammissibile il referendum sull'autonomia. Ma ha ammesso altri 5 quesiti. I cittadini saranno chiamati a esprimersi su cittadinanza, Job Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine e responsabilità solidale del committente negli appalti. Andrete a votare? Punto di domanda. Io personalmente sono sempre andato a votare, qualunque cosa la votavo. Sinceramente, cioè, faccio rassegna stampa e queste robe mi sembrano così astruse, immagino a chi la rassegna stampa non la fa. Dicevo qualcosa di più leggero, ritorniamo al magna magna della buvette del Senato, perché Tommaso Labate ne parla proprio sotto la slide, parla del rito della buvette, ma senza imbucati. In Senato la stretta per collaboratori e ospiti arriva ora che gli eletti sono quasi dimezzati, quindi si sono decisi all'ultimo momento, all'era ura, dice, i questori del Senato hanno ridotto gli accessi alla buvette, la caffetteria che affaccia su Transatlantico. Non potranno più accedere i collaboratori dei gruppi ed è stato diminuito il numero degli ospiti che possono accompagnare i senatori. Insomma, era tutto magna magna alla buvette, ma soprattutto, ci ha detto ieri un senatore della Lega, non era bello perché uno va alla buvette e magari, insomma, parla di quello che sta accadendo, dice delle cose, insomma, riservate, e dietro c'ha il giornalista che è pronto a registrare. Non è simpatica la cosa, ma c'è sicuramente dell'altro e oggi Tommaso Labate fa un po' la storia di questa buvette. Vale sicuramente la pena di leggerla. Siamo sempre sul Corriere, un'altra segnalazione che altri quotidiani non fanno. Schettino, chi se lo ricorda? Schettino uscirà di cella. Io ho perso mia moglie e la mia condanna è a vita. Parla il marito di Maria Grazia, morta sulla Concordia. Sono arrabbiato. Simone Innocenti ha intervistato il marito di questa donna morta nel naufragio. Dice tutto d'un fiato: come mi sento? Mi sento impotente perché non posso fare nulla, perché per legge lui può uscire, mentre per noi vittime non c'è fine pena, perché per il priolese Elio Vincenzi, professore di matematica in pensione, c'è un prima, c'è un dopo, uno spartiacque temporale segnato da una data ben precisa, 13 gennaio 2012, Costa Concordia, Isola del Giglio. Tra i 32 morti di quel disastro, passeggeri e membri dell'equipaggio, c'era Maria Grazia Trecarichi, sua moglie, che fu trovata un anno dopo tra i dispersi. Posso solo vederla nei sogni. Mi sorride. L'ex comandante Francesco Schettino, condannato nel 2017 a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e, lo ricordate, abbandono dell'imbarcazione, ha avanzato richiesta di semilibertà. La decisione spetta al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che si pronuncerà il prossimo 4 marzo. Ed è chiaro che tutto questo lo permette la legge. La boccia a passeggio a Pompei col pancione. Oh, ma quante cacchiate scrive oggi il Corriere? No, scherzo, è una cosa serissima, che la boccia, poi lo sapete, querela, boccia a passeggio a Pompei col pancione, io alla mercé. E sono quelli che non riescono ad averlo il figlio e lo rubano. La boccia è riuscito ad averlo. Da chi non è dato saperlo, ma no, è oggi che mette le foto dell'imprenditrice del caso San Giuliano, la replica su Instagram illegale, dice le serve serenità. È chiaro che adesso siamo anche un po' tutti curiosi, ma questo pancione c'è davvero o è un pancione finto? Perché ce l'abbiamo tutti. Adesso mi alzo anch'io. Fammi vedere, guarda. Questo pancione è finto, lo vedi? È un cuscino che c'ho qua, non lo tiro fuori il cuscino, perché adesso paste coi spogliarelli in diretta. È di moda il pancione finto.
perché tu dimagrisci da un momento all'altro. Quando devi vedere qualcuno lo togli e ti fanno i complimenti. Ma Sammy Varin, ma sei dimagrito? Beh, era finto il pancio. Stiamo esagerando. Che ore sono? Sono le 7, 8, 9, le 8:17. Buongiorno, Sammy Varin, rassegna stampa, certamente ritorno in me. Dove sono? Sono ancora sul Corriere. Non vi leggo chiaramente della boccia passeggio a Pompei, ma un'altra cosa oggi, non so perché, mi sono venute in mente tante sciocchezze sul Corriere, ma non sono sciocchezze, sono cose importantissime. In questo caso, questo riguarda tutta la nostra giovinezza, l'addio al magazine Cioè. Ditemi se non avete mai comprato Cioè. Che cavolo, anche la Sveva che è giovinetta, Cioè almeno una volta l'hai comprato. La rivista di una generazione, e diciamo anche di più generazioni, ma non è che proprio un addio. Cioè, la storica rivista pop che ha accompagnato generazioni di adolescenti italiani, soprattutto ragazze dopo 44 anni, non sarà più stabilmente in edicola. Nata ufficialmente il 6 ottobre 1980, edita da Panini, quella delle figurine, ha segnato un'epoca offrendo moda, musica, cinema, gossip. Non si tratta di una chiusura vera e propria, cioè resterà attiva sui social che annunceranno quando ci sarà una nuova uscita su carta da trovare in edicola. Proprio sul social della rivista è stata annunciata questa pausa di riflessione, e cioè dove andiamo? Sul Fatto Quotidiano. Sì, volevo farne a meno, ma a un certo punto, ve lo leggo, assolutamente sì. Nessun sabotaggio in centropagina sul Fatto Quotidiano. Le smentite al filmato di Rete 4 e TG1, le smentite che fa il Fatto Quotidiano, solo lui. Treni, il video complotto di Salvini è una patacca. La cabina che non c'è. I lavoratori e l'uomo ripreso in stazione a Milano. È l'ingresso a sottopasso e non si può mettere niente di elettrico. Chiaramente, se volete approfondire, compratevelo. Trump, trattare. Unione Europea, guerra. Crosetto, 5% di PIL impossibile. E vorrei ben vedere, chiaramente si parla di ciò che ha detto Donald e ha parlato anche con Putin dicendo negoziati o nuove sanzioni. Bruxelles che insiste sul riarmo. Secondo Callas dobbiamo prepararci allo scontro con Mosca. Chi è il ministro al fatto? Spero che questi siano gli ultimi aiuti per Kiev. Ne abbiamo parlato anche ieri, abbiamo votato per dare ancora armi all'Ucraina. Andiamo sul quotidiano Il Giornale. Ecco la verità su Musk. Parla il suo uomo in Italia. Uomo ometto, potremmo dire, che l'enggiovinotta Andrea Stroppa. La polemica sul saluto romano. Elon si è fatto una risata. Mi minacciano di morte, vogliono darmi la scorta. Ucraina, Trump, Putin trovi subito un accordo o ci saranno sanzioni. In centropagina sul Giornale, l'incredibile caso di Cosenza, la finta gravidanza e il piano per rubare la bimba. Non si dice di che partito sono, il Giornale è un po' più elegante, ma se andate sui social e anche sul vostro WhatsApp, sicuramente qualcuno vi ha spedito qualche icona di ciò che scrivevano questi signori che hanno rubato una bambina dal punto di vista politico, ma è assolutamente marginale. Sempre sul quotidiano Il Giornale, il caso Al-Masri, criminale di guerra libero, l'errore è dei magistrati, scrive Felice Manti. Basta un cavillo per impedire la cattura di Nigem Osama Al-Masri, accusato di omicidi e torture, condannato dalla Corte Penale Internazionale all'ergastolo. Di spalla, cosa c'è di spalla sul quotidiano Il Giornale? La polemica USA paradosso migranti, il record di espulsioni, non dice deportazioni il Giornale, è del democratico Obama. Nuove strategie, appello alla sinistra, oggi c'è bisogno di sovranismo europeo, scrive Augusto Minzolini. E sul Giornale
ci restiamo proprio per portarvi all'interno. A pagina 6 c'è l'intervista di Oara Borselli ad Andrea Stroppa, che è il portavoce di Musk qui in Italia. Musk si è fatto una risata, ma io vivo sotto minaccia. Parla al braccio destro del magnate. Sulla polemica del saluto fascista ha speso meno di un minuto. La bufera sul suo tweet: sono stato ingenuo, ma sono pentito di averlo cancellato. Il messaggio non c'entrava nulla con il fascismo. E naturalmente gli insulti. Non avrei mai pensato a una reazione così isterica per un gesto semplice e innocente. Mi preoccupa chi c'è dietro. Chiaramente si parla prima di tutto del saluto fascista di Musk con le battaglie surreali, la chiamata alle armi del PD contro Elon. Dobbiamo uscire tutti dal suo social X, e mettono ancora sto povero Ruotolo che è l'unico che se n'è uscito da X, nessuno lo caga. Per favore, qualcuno esca da X. Fedelissimo della segretaria Schlein lancia la resistenza sulla piattaforma del trampiano Zuckerberg. Ruotolo contro Musk, che poi suona un po' come Totò contro Maciste. Il baffuto europarlamentare del PD suona la carica ai suoi renitenti compagni di partito e follower social. Che altro aspettate a lasciare la piattaforma X? Io l'ho già fatto. Pochi se ne erano accorti. In effetti, scrive Laura Cesaretti quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Queste sono le battaglie che fa la sinistra, che fa il PD, oltre naturalmente a mostrarci il saluto fascista di Musk. E vedrete che su altri quotidiani, forse vi è arrivata anche voi su WhatsApp qualche esempietto, i saluti fascisti ne hanno fatti, tutti li hanno fatti, anche un certo Romano Prodi, e che semplicemente non era un saluto fascista, capito? Diamo un'importanza diversa, come dire deportazioni nella traduzione italiana, no, si può dire rimpatri. A pagina 8 siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, scenari politici, il nodo giustizia, e attenzione, parleremo della separazione delle carriere alle 8:45 con la deputata della Lega Simonetta Matone. I PM fanno indagini senza controllo. La frase di Nordio che smonta le accuse sulla riforma: sono già super poliziotti ma privi di limiti. Il guardasigilli promette l'ok al testo entro l'estate, nessun rischio di assoggettamento al governo, l'indipendenza della magistratura è garantita. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, scrive Lodovica Bullian nella sua relazione annuale alle Camere, rivendica la madre di tutte le riforme, quella per la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, che era nel programma elettorale e quindi era un obbligo, un dovere verso i nostri elettori. Non solo vuole rispondere alle critiche dei suoi ex colleghi che hanno annunciato una mobilitazione contro il disegno di legge costituzionale, anzi sul rischio paventato che i PM diventino dei super poliziotti contrattacca. Lo sono già. Pensiamo a quante inchieste sono state inventate nel vero senso della parola. Si sono chiuse con sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste e sono costate milioni e milioni di euro di intercettazioni, ore di lavoro perdute e altro, dice Nordio. Nel sistema attuale il PM è già un super poliziotto, con l'aggravante che, godendo delle stesse garanzie del giudice, esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità. Non solo dirige le indagini, ma addirittura le crea attraverso la cosiddetta clonazione dei fascicoli, svincolata da qualsiasi parametro e da qualsiasi controllo, che può sottoporre una persona a indagini occulte, eterne, e che creano dei disastri anche finanziari irreparabili. Queste le frasi di Nordio, contro cui c'è tutto il mondo di sinistra. Giro le pagine, no, ricordo anche quello che c'è sotto: non solo sciopero, e i magistrati a Napoli escono allo scoperto. Quando parlerà il ministro ce ne andremo. La mobilitazione dell'ANM per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, sappiatelo. Giro la pagina, giro addirittura di quotidiano, siamo in prima pagina sul Resto del Carlino. Libico rilasciato, l'AIA accusa l'Italia. I giudici internazionali contro la scarcerazione del generale Al-Masri, indagato per crimini di guerra. Le opposizioni attaccano il governo. Vertice a Palazzo Chigi dei leader della maggioranza per il caso Santanchè. Cresce il pressing per le dimissioni della ministra.
Chiaramente ci sono altre titolazioni minori, con il figlio della Segre che dice ancora odio contro Liliana, ora vie legali, era nella sua casa di vacanza prof pensionato ucciso in Tunisia, e poi Giorgia, non ci sta simpaticissima dal punto di vista politico, ma lei chiaramente è bella, tosta e canta da Dio. 30 anni dopo Come saprei, Giorgia si scalda, Ariston, arrivo. Sto guardando se c'è qualche altra segnalazione in prima pagina sul Resto del Carlino, quotidiano nazionale. Mi tuffo all'interno e chi trovo? Anche qui la Paola Concia, l'attivista Concia, è una valanga, sinistra, svegliati. Paola Concia, ex deputata PD, attivista dei diritti LGBTQ, che tipo di risposta sta dando la sinistra alla valanga Trump? La parola giusta è appunto valanga, e alle valanghe una si dovrebbe attrezzare per resistere, per controbattere. Il problema è che invece la valanga sta travolgendo il mondo, a partire proprio dalla sinistra, che è la parte politica che mi interessa e che dovrebbe fare resistenza attiva, non passiva, scrive Elena Polidori, che intervista oggi su QN Paola Concia, che sta apparendo un po' da tutte le parti, anche in TV, avete visto ieri, è l'unica che odia, che osa, scusate dire, qualche cosa, alza il ditino dicendo ma cosa sta facendo il PD? Stanno lì a guardare i gesti che fa questo o quell'altro. Sì, Nordio rivendica la riforma, basta con i PM super poliziotti, ma che volevo farvi notare sul quotidiano nazionale quest'oggi, e si parla a pagina 19 di Esselunga. Già, chi non fa la spesa all'Esselunga alzi la mano, fuori subito, fuori. In principio fu Falce Carrello, una battaglia lunga 25 anni, Esselunga apre il supermercato. Quale? Quello storico che non si riusciva ad aprire, per questo che era uscito il libro Falce Carrello. Ieri l'inaugurazione a Modena con Marina Caprotti, figlia del fondatore, il sindaco PD Mezzetti, che sorrideva, abbiamo aperto Esselunga, una sfida commerciale con Coop Estense che divenne braccio di ferro politico e giudiziario. È stato inaugurato ieri mattina in via Canaletto a Modena il market simbolo della lunga battaglia di Bernardo Caprotti per affermare Esselunga in aree storicamente presidiate dalle Coop. Previsto un parcheggio multipiano e palazzine di edilizia sociale. Signori, se siete a Modena, mi raccomando, oggi spesa all'Esselunga. Ci fermiamo, ok, ho fatto abbastanza pubblicità, posso andare, vado a bermi un caffè, ma voi godetevi la pubblicità, il meteo e poi una bellissima versione di una storica canzone di Alberto Fortis, Settembre, con Michele Fortis e Marco Grompi, ma c'è anche l'Albertone nazionale. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Transita un fronte perturbato di origine atlantica sul nostro paese. Nella prima parte della giornata frequenti piogge interesseranno le nostre regioni settentrionali, nonché le aree tra Toscana, Umbria e Marche. Cieli regolarmente nuvolosi ma tempo in genere asciutto sui restanti settori. Nel pomeriggio residue precipitazioni al nord-est, nonché sulla Toscana, specie settentrionale. Altrove andremo invece incontro ad un miglioramento. Temperature in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
questo rientro. E non si scatena veramente, però è una versione elegante e raffinata, questa di Settembre, storico successo di Alberto Fortis, targato 1981, rielaborato, smontato, immaginato da Michele Fortis e Marco Grompi, musicisti bergamaschi che si sono ritrovati e hanno cantato a tre voci, perché c'è dentro anche Alberto Fortis, questo pezzo incredibile. A proposito di Fortis, è in arrivo un nuovo album di inediti, prepariamoci. Il buongiorno si sente dal Varin, grazie per avermi scelto, o magari non avete fatto apposta ma qualcuno vi obbliga ad ascoltarmi. Ci sono anche questi, lo so, il papà, la mamma, la nonna che mette su Radio Libertà e non si tocca. Bravi assolutamente sì, vi meritate il titolo di Repubblica, chiaramente per i vostri WhatsApp restate lì perché abbiamo ancora qualche minuto, una manciata di minuti, e dopo le ore 9 ve li leggo tutti quanti. Repubblica apre oggi con liberato un criminale, ma anche a sinistra l'Ucraina, Trump a Putin, stop alla guerra o altre sanzioni, l'intelligenza artificiale, la posta in gioco, scrive Lucio Caracciolo, e in centropagina il rapimento della neonata, volevo un figlio tutto mio. Di spalla il personaggio c'è Augias, i miei primi 90 anni, gioco a interpretare la figura del vecchio gentiluomo dotato del lume e della ragione per testimoniare tempi più civili. Sul quotidiano Repubblica non manca, in basso, in piccolo c'è l'intervista a Elodie che dice: io sono di sinistra, Meloni ha carisma. Te capì? Però insomma almeno uno che dice sono di sinistra ci voleva, era da un po'. Scarcerato Tario, scontava 20 anni per Capitol Hill, mi vendicherò. Siamo all'interno di Repubblica, pagina 9, a proposito naturalmente di ciò che sta combinando Trump. Abbia pietà di illegali LGBTQ, la vescova Bad irrita il Tycoon, tutto da leggere certamente, ma da leggere anche il racconto a pagina 14 della festa a casa con la neonata dopo averla rapita. Volevo un figlio tutto mio. Cosenza, il piano della finta infermiera arrestata con il marito, sequestro nella clinica e fuga con la bambina. I parenti sono stati riuniti, erano invitati per festeggiare al party. L'intervista con la mamma: le dirò tutto quando compirà 18 anni, la mia Sofia è nata 2 volte. E di spalla invece Concita, il sequestro last minute del bimbo pronto, e Concita De Gregorio comincia ad avallare la tesi che magari hanno qualche problema mentale, gnignero. No, direi di no. Voi che ne dite? WhatsAppate al 340 6709 659. Il fatto che questi poi votano potere al popolo è assolutamente irrilevante, e infatti ne parla soltanto Libero in prima pagina. A proposito di economia, tossisco mica per niente, perché non ne parla nessuno. La Repubblica ne rilega la notizia a pagina 21, ma non ci dà la soluzione. Sul gas torna la speculazione e tiene l'elettricità ai massimi. Mercato al contrario, future estivi più cari di quelli invernali spinti dai trader finanziari, e c'è tutto un articolone incomprensibile di Andrea Greco, incomprensibile per noi che non capiamo, sulla corsa del prezzo dell'elettricità e parallelamente anche a quella del gas, e naturalmente c'è qualcuno che si fa i soldi. Siccome stiamo ricevendo telefonate di persone che non sono in grado di pagare la bolletta e sinceramente ci stiamo anche un po' arrabbiando, oggi ho spolverato proprio i quotidiani per vedere se qualcuno dava notizie. Zero, perché se vado a pagina 18 del quotidiano Libero, per fortuna, energia elettrica e gas, bollette a tutele graduali per i clienti vulnerabili. Se non l'avete ancora fatto, lo potete ancora fare. Se è un casino, ripeto, andate in un CAF, andate dal sindaco, andate da qualcuno, ok?
chiedete a vostro figlio o nipote, che purtroppo non sempre è disponibile perché siamo sempre di fretta, non abbiamo tempo, non volete disturbare, bussate la porta. Vi do il permesso di andare anche dai sindacati. Guarda, cazzo, l'ho detto grossa, perdonatemi, oh Gesù d'amore. No, davvero, parlo naturalmente con voi anziani, con voi vulnerabili, fragili come foste immigrati. Se non avete i soldi per pagare la bolletta del gas, andate a bussare alle porte. Cioè, mica solo i neri devono fare così, che hanno tutti i consigli possibili, immaginabili da parte di questa gentaglia, tra virgolette, dei CAF, che aiutano solo loro? Già, perché loro sono quelli che vanno a chiedere. Chiedete anche voi, per favore. E lo so, a volte ci si vergogna ad ammettere di non avere i soldi. Bollette della luce più leggere per i clienti vulnerabili, lo scrive oggi Libero, compresi gli over 75 che sono passati al mercato libero. Grave errore, chiaramente. Lo hanno strombazzato tutti i quotidiani, ci siete cascati, adesso costa di più. Chi vorrà rientrare nel servizio a tutele graduali, quindi quello che costa meno, potrà farlo in base alle indicazioni arrivate dall'Autorità per l'Energia, che, come previsto dalla legge sulla concorrenza dello scorso dicembre, ha approvato la delibera contenente criteri per il passaggio entro il prossimo 30 giugno, con un risparmio complessivo calcolato dalle associazioni dei consumatori alla luce dei prezzi più bassi riscontrati in questi mesi, pari a 1,3 miliardi di euro. Gli utenti vulnerabili, ultra 75 anni, economicamente svantaggiati, disabili o chi si trova in abitazioni di emergenza dopo eventi calamitosi, spiega l'ARERA, potranno chiedere all'esercente competente nella propria area territoriale di essere forniti dal meccanismo temporaneo messo a punto per favorire la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico, che ad oggi risulta più conveniente. Secondo quanto deciso dall'Authority, la richiesta dovrà essere trasmessa dal cliente attraverso i canali indicati dalla stessa impresa esercente, tra cui almeno un canale telefonico, un canale digitale, ove disponibile lo sportello fisico. Guardate sulla bolletta del gas. L'impresa avrà 30 giorni per attivarli. Per la data della domanda farà fede quella di invio della richiesta formulata dal cliente, ma resta in capo all'esercente del servizio l'onere di tenere traccia delle richieste del cliente finale. La delibera individua anche la documentazione necessaria, inclusi i modelli di autocertificazione predisposti dall'autorità per attestare i requisiti di vulnerabilità. Potranno inoltrare la richiesta di rientrare nelle bollette a tutele graduali anche coloro che dovessero rientrare tra i vulnerabili entro il prossimo 30 giugno. Attenzione, chi non chiederà di entrare nel servizio entro questa data, precisa l'autorità, non potrà più fare domanda. Mi raccomando, se avete dubbi, incertezze, chiamate il numero che c'è sulla bolletta del gas o, ripeto, vi do il permesso ufficiale, andate ai sindacati o a un CAF. Solo per questa volta, mi raccomando, Sammy Varin che dà il permesso. No, scherzi a parte, questo è un problema dei problemi, sta aumentando tutto. Se la bolletta che abbiamo ricevuto era quella che riguardava novembre e dicembre dell'anno scorso, ancora non c'erano stati gli aumenti. Vedete questa che arriva. Lo dico soprattutto per gli anziani, non facciamo cazzate di spegnere il riscaldamento perché così risparmio, ok? Perché poi è peggio, vi ammalate ed è peggio. Io penso al welfare, mica alla vostra salute, è peggio per il welfare che poi vi deve mantenere, l'ospedale, eccetera, eccetera. Sto scherzando, dai, cerchiamo di sdrammatizzare, però siccome ognuno di noi ha qualche anziano in famiglia, quando il papà ti comincia a dire non accendo il riscaldamento per risparmiare, io che faccio anche politica e che parlo in una radio ascoltata da politici, da senatori, da deputati, da ministri, mi chiedo se si possa fare qualche cosa per queste persone, ok? E ve lo chiedete anche voi, giustamente, e me lo state chiedendo proprio in questo momento, grazie a chi mi scrive, al 340 67 09 659. Perché nessuno se ne occupa? Punto di domanda. Nessuno tra i nostri senatori, deputati, parlamentari, ministri, la Meloni, eccetera.
e anche gli stessi giornalisti, signori, quelli professionisti, che dovrebbero pensare anche ai propri lettori, o semplicemente sono schermaglie tra giornalisti quotidiani per cui si parlano l'uno contro l'altro e non gliene fotte niente dei cittadini che tanto ormai i quotidiani non li comprano? E dopo questa meditazione kainarcana o kainarchesca andiamo sul quotidiano Il Tempo. Tossisco perché c'è Prodi. Saluto Romano Adelli. Ed è un esempio di come in questi anni di saluti romani ne abbiano fatti così tanti in politica, ma anche nello spettacolo, che uno dice, ma non era un saluto romano? No, adesso è diventato un saluto romano. Saluto Romano Adelli, scrive Il Tempo, tutte le trappole per Schlein, l'autoreferendum sul Jobax, il ritorno di Prodi ai centristi, fino al caos in Unione Europea sulla guerra. Così il PD lancia l'assalto. Gualmini, il partito ora si apra e tutti che fanno il saluto romano, anche Elly Schlein. Sì, l'Unione Europea di Ursula e Timmermans, inchiesta sul The Telegraph, pagava le lobby coi nostri soldi per imporre la follia green. Per creare consenso attorno alle follie green, Bruxelles ha erogato 1 miliardo alle lobby per appoggiare le proposte di Timmermans. L'ex vicepresidente della commissione, riporta un'inchiesta dell'olandese di Telegraph, ha arricchito gruppi di pressione per orientare il dibattito a favore delle politiche verdi. Per fortuna anche qualche buona notizia: agricoltura da record in Italia, battute Francia e Germania, Italia prima nell'Unione Europea. Lollobrigida, sono orgoglioso. Quarticciolo aggredì i poliziotti, ma quel tunisino non si può espellere, o meglio, deportare, come scriverebbe Repubblica o La Stampa. Emergenza clandestini, altro attentato islamico, eppure Scholz sbotta, basta migranti. Naturalmente anche qui il ministro in aula, Nordio tira dritto sulla giustizia vado avanti, ma è giallo sul libico espulso. Mentre il ministro Nordio illustra i successi del governo sulla giustizia, in Parlamento si parla solo del libico rimpatriato. E intanto noi, visto che siamo sul quotidiano Il Tempo, entriamo all'interno. Sono indeciso perché allora ci sono i pidini che litigano tra di loro, autonomia, Job Act, Ucraina, centristi, Prodi and Company. E mi viene da tossire, non c'è lo sfumino, ma quando parlo di Prodi, che come Tosi, no? Prodi come Tosi, vanno all'assalto di Schlein. Monta la protesta tra i Dem di chi non vuole fare campagna contro una legge del PD, eurodeputati in subbuglio e le trame dei moderati per mettere nell'angolo la segretaria. Subito sotto, antisemiti di sinistra contro Liliana Segre e il Museo della Shoah, e al Museo della Shoah il murales vandalizzato, clima preoccupante, odiatori online contro il documentario sulla vita della senatrice, cioè non piace neanche a sinistra. E uno dice, era proprio il caso. C'è una richiesta alla segretaria di maggior apertura, Job Act va tenuto, siamo sempre sul Tempo che intervista Elisabetta Gualmini, l'eurodeputata del PD, dice il referendum sull'autonomia era surreale. Ma va. Ancora sul Tempo, la Germania sotto attacco, ancora terrore in Germania e Scholz copia AfD dicendo basta immigrati. È afgano l'uomo che ha ucciso con un coltello un uomo di 41 anni e un bambino di 2. Il cancelliere, troppa tolleranza. Weidel, remigrazione ora. Noi abbiamo imparato dalla Germania in questo caso, noi della Lega, remigrazione. Cominciamo a parlare anche noi di remigrazione. È chiaro che ognuno poi la chiama come vuole. Normalmente si diceva rimpatri e la stampa le chiama deportazioni, ma la traduzione è diversa, ma il concetto è quello. Ritornano a casa loro. Si potesse, non sempre. Marocchino affiliato all'ISIS, arrestato a Napoli. Il trentenne progettava attentati contro la comunità ebraica, cercava di procurarsi un coltello,
faceva sopralluoghi alla sinagoga, aveva un profilo social con il nome Lo Straniero e condivideva post che inneggiavano all'antisemitismo e video per l'addestramento dei bambini. Che ne facciamo di questo? Punto di domanda. Giro. E dove vado? Abbiamo ancora qualche minuto, poi ascolteremo Simonetta Matone che parla di giustizia. Dicevo di giro e sicuramente potrei andare sul quotidiano La Stampa ricordando il titolo principale: Trump via alle deportazioni, appunto, così le chiama il quotidiano La Stampa, che prosegue poi con il terrore all'interno. A pagina 6, caccia al migrante. Le deportazioni, lo ripete, annunciate da Trump sono già in corso. Presi 300 irregolari al confine con Messico, 1.500 soldati, ma saranno 10.000. Attacco alla vescova Budde, che ha detto: forse non sono cittadini, forse non hanno i documenti a posto, ma la maggioranza degli immigrati non è criminale. Gli chiedo di avere misericordia, signor Presidente. Ci sono gay, lesbiche e transgender in famiglie democratiche, repubblicane e indipendenti. Naturalmente non era la prima volta che se la prendeva con Trump questa signora. Famiglie perse nella terra di nessuno, tornare indietro significa morire, naturalmente, fanno pena con Francesco Semprini, le dichiarazioni di questi poveracci, soprattutto messicani. A El Paso sigillato il varco 40, sull'altro lato la polizia messicana intensifica i controlli, chiudono i battenti anche i rifugi, inizia la grande fuga con la paura dei raid. Si scrive quest'oggi sul quotidiano La Stampa e riappare persino i Ku Klux Klan. Andate via! Volantino razzista diffuso nel giorno del giuramento di Trump, una serie di volantini razzisti del Ku Klux Klan che invitavano agli immigrati ad andarsene subito. Non è che sia un italiano proprio correggiuto al massimo, però vabbè, sono stati distribuiti in tutto lo stato del Kentucky il giorno del giuramento di Trump e la polizia, non so, mi viene che non c'entra Prodi, mi viene da tossire, non c'è lo sfumino, 5 euro per lo sfumino, signori. La polizia ha aperto un'inchiesta, riferisce il Washington Post. I ciclostilati mostrano una vignetta, la stiamo mostrando anche noi, dello zio Sam che prende a calci una famiglia di 5 persone, tra cui un neonato e 2 bambini piccoli. Lo zio Sam tiene in mano un documento che dice proclamazione e afferma: abbiamo bisogno del tuo aiuto, monitora e traccia tutti gli immigrati, segnalali tutti. I volantini includono un numero di telefono locale e un invito a unirsi a noi. Il volantino porta la firma dell'ufficio del Kentucky della famigerata organizzazione razzista e persino i numeri dei regni regionali del clan in Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, Tennessee. Non ho mai visto una cosa del genere, allarmante per la nostra comunità, ha dichiarato al Post John McClain, capo della polizia di Bellevue, una delle città dove i volantini sono stati distribuiti, spiegando che si sta cercando di individuare e incriminare i responsabili. Solo sul quotidiano La Stampa si dice questo e giustamente noi lo dobbiamo riportare. Sono le 8:58, 56, 57, 56. Ci fermiamo per qualche minuto. Sì, c'è il Qui Parlamento, ma attenzione, CQ, torniamo tra pochissimo alle 9 con i vostri WhatsApp. Ne ho tantissimi al 340 6709 659 e con qualche ancora gustosissima affermazione, ad esempio del quotidiano Libero, che ci parla di questi fondi segreti dell'Europa per le lobby ambientaliste. Qui Parlamento. Buongiorno a tutti. Questa mia commemorazione è assolutamente improvvisata perché non sapevo di doverla fare, ma avendo una certa età mi viene anche facile. Perché? Perché Furio Colombo è stato un grandissimo giornalista che ha segnato la mia generazione e le generazioni successive. Io vorrei ricordare, lo hanno già fatto i colleghi, che nasce in una famiglia ebrea. È stato un grande del giornalismo che ha
alternato nella sua assoluta poliedricità, dovuta a un'intelligenza fuori dal comune, giornalismo, politica e incarichi manageriali. È stato un brillantissimo corrispondente dagli Stati Uniti, della Stampa e di Repubblica, e vorrei sottolineare come esserlo negli Stati Uniti era un'attività riservata soltanto ai grandi del giornalismo, con grandissime capacità di analisi in anni assolutamente centrali per la politica mondiale. Io voglio anche ricordarlo come direttore dell'Unità dal 2001, dopo il fallimento dell'Unità nel 2000, rinata, e c'è rimasto fino al 2005. Vorrei anche ricordare che si dimise, si sussurra, ma ciò è stato scritto da editorialisti dei giornali che poi lui ha diretto, si dimise per pressioni subite dai democratici di sinistra e per dissidi sulla linea editoriale. Questo suo essere uno spirito libero lo ha accompagnato in tutta la sua attività professionale e nel 2009 diventa cofondatore insieme ad altri due del Fatto Quotidiano. Ma anche qui, diciamo così, la sua autonomia di pensiero, il suo spirito ribelle hanno avuto la meglio su forse il politicamente corretto all'interno di quell'area, perché lasciò la testata con una lettera aperta per una visione diversa che lui aveva sull'invasione dell'Ucraina e criticando l'appiattimento filo putiniano di quella testata e criticando altresì l'ingresso di personalità che definirei più che personalità personaggi a suo dire privi di storia, privi di tessuto, privi di nervo, ma in realtà fenomeni, come dire, meramente mediatici. Come deputato è stato presente ed infaticabile e ho scoperto che Furio Colombo ha il record assoluto in Italia di voti ribelli rispetto al suo partito. Sono stati addirittura 663. Quindi a questo punto noi gli dobbiamo rendere onore, pur da posizioni politiche assolutamente diverse, se non contrastanti, per l'onestà intellettuale che ha dimostrato per tutta la vita. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Che bello però, quando si poteva cantare i film della Walt Disney senza mettere le giarrettiere. Adesso se non metti giarrettiere, reggicalze e reggiseno, anche se sei un uomo, sei fuori tempo. Chissà mai di tornare alle tradizioni? Beh, signori, i sogni sono desideri e sicuramente, appunto, ci crediamo, e tanti altri pezzi con Vic and the Doctor of Jive, qui in compagnia di un certo Ray Gelato, signori. Ma la notizia è che Vic and the Daughters of Jive, che abbiamo intervistato anche qualche anno fa, saranno domani sera al Blue Note di Milano. Lo spettacolo delle 20:30, quello con la cena, è già esaurita, ma alle 23 ce n'è un altro e c'è ancora posto. Fateci un pensierino. Vic and the Daughters of Jive, signori, con il Blue Note, domani sera, venerdì, ore 23. Il buongiorno si sente dal Varin. Come state? Come state? Bene, direi, se guardo i vostri WhatsApp che stanno arrivando al 34067096559. Siete molto in forma, sto per leggerli, ma tra pochissimo, perché prima c'ho ancora qualche pagina interna, quella della Verità, che ci ricorda l'afgano che ha pugnalato i passanti, morto un bimbo, rifugiato attacca in un parco bavarese, numerosi feriti gravi, deceduti il piccino di 2 anni e un uomo. Naturalmente avremo modo di sentire anche noi le voci, perché questi sentono le voci, lo sappiamo. Sul quotidiano Libero, soldi e bugie per imporci le follie verdi, la neonata rapita in culla, ecco la coppia fermata. Libero è l'unico che specifica che questi sono simpatizzanti di sinistra e di Mimmo Lucano, che chiaramente non c'entra niente con la notizia, però per dire. All'interno, pagina 2, fondi segreti dell'Europa alle lobby ambientaliste, pressioni per imporci le follie del Green Deal. Ne parlano soltanto i quotidiani di centrodestra. Il giornale olandese Telegraph: la Commissione europea avrebbe pagato gruppi verdi per promuovere i piani dell'ex commissario Timmermans, dal diktat elettrico alla legge sul ripristino della natura. L'ira di Fratelli d'Italia è della Lega e chiaramente su questo ci torneremo. La buona notizia è che l'agricoltura italiana è la prima del continente, lo certifica l'Istat, è record. Il comparto vale 42 miliardi, Spagna e Francia dietro. Lollobrigida dice merito del sostegno dato alle imprese. Adriano Talenti: l'agricoltura italiana corre, lo certifica la stima preliminare dell'andamento economico del comparto per il 2024 elaborato dall'Istat. Secondo le cifre il nostro paese è primo nell'Unione Europea a 27 per valore aggiunto, pari a 42,4 miliardi. Dopo di noi si piazza la Spagna, la Francia, la Germania. Un trend, quello italiano, che in percentuale totalizza più 9% sul 2023. Il risultato è stato salutato positivamente dal ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Esprimo grande soddisfazione per i dati Istat che dimostrano la validità delle politiche messe in atto dal governo. Il sostegno alle imprese agricole ha favorito l'incremento della produzione, l'aumento dei contributi, la riduzione dei costi e rilanciato un settore fondamentale per la nostra economia. Chiaramente prosegue l'articolo e speriamo di andare avanti così, Mercosur permettendo. Giriamo la pagina ancora sul quotidiano Libero, ricco anche di saluti romani. Eccolo qua, a pagina 5, il saluto romano di Romano Prodi, scusate, Romano Prodi, ma anche di Barbara D'Urso, anche lei, che non è altro che dire parte dal cuore, no? Dov'è? Di qua a destra o sinistra? Il cuore a sinistra, parte da qua e lo mandi avanti così, no? E cazzo, sembra che fa il saluto romano, non fa il saluto romano. È come la storia dei rimpatri e delle deportazioni, ognuno gli dà il significato che gli pare. Siamo a questo punto e infatti quest'oggi, scrive Marco Patricielli, nazistometro e sberleffi, nessuno prende sul serio la crociata della sinistra. La campagna contro il tycoon ha avuto l'effetto opposto di quanto speravano gli arruffapopoli progressisti. Rido perché in una mia precedente trasmissione mi chiamavo appunto l'arruffa
buffapopolo. Sul web impazzano parodie di ogni genere, l'inverosimiglianza delle analogie e le forzature evocative sono respingenti. Ma andiamo avanti con questa menata dei fascisti. Sempre sul quotidiano Libero, la sinistra sull'Ucraina si divide in 6, alla Camera passa il documento del centrodestra, ma sulla guerra le opposizioni presentano mozioni diverse, dimostrando tutte le spaccature in tema di politica estera. C'è però anche un articolo di Fabio Rubini sull'autonomia, i passi futuri della riforma, un disegno di legge sull'autonomia, Molinari, gli alleati restino compatti. Il Parlamento dovrà votare le linee guida con le quali il governo potrà fissare i LEP. Zai alle opposizioni, è arrivato il momento del dialogo. Emiliano dice no, non dice dice parliamone. Wow! Allora, apriamo le linee allo 0292, sì, 92, sì, è giusto, 92 94 7222. Sono cieco, completamente cieco. Mentre arrivano le vostre chiamate, vi leggo un pezzetto dell'articolo di Rubini, oggi su Libero. Con la pronuncia della Corte Costituzionale che ha bocciato il referendum anti-autonomia della sinistra, l'iter della riforma Calderoli, l'autonomia, può ricominciare il suo iter da due certezze granitiche. La prima è che la Consulta ha detto una volta per tutte che l'autonomia disegnata da Calderoli è, salvo le modifiche richieste, pienamente costituzionale. La seconda è che per le materie che non necessitano dei livelli essenziali di prestazioni, i famosi LEP, le intese con le regioni possono andare avanti spedite. A confermarlo a Libero il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. Il passaggio su cui le Camere dovranno lavorare è quello relativo ai LEP. Le altre modifiche alla legge di Calderoli riguardano i contenuti della sentenza della Corte e sono autoapplicative. A questo punto bisognerà presentare al Parlamento un disegno di legge delega che dovrà contenere i criteri, le linee guida per definire i LEP. Questa è la parte più complicata e quella che rischia di essere anche la più lunga da attuare disegno di legge, anche perché una volta scritta e approvata questa legge delega toccherà al governo fissare i LEP, riportarli in Parlamento, così come indicato dalla Corte Costituzionale. Nel frattempo, come già detto, bisogna ripartire subito con le intese Stato-Regioni sulle materie non LEP. La sospensione dovuta all'attesa per la sentenza sui referendum è finita. Rimettiamoci subito al lavoro. Per fare in fretta bisognerà che la maggioranza di centrodestra sia coesa e risoluta verso l'obiettivo finale, spiega sempre Molinari. Anche quegli alleati che in queste settimane hanno invitato a fermarsi con le intese devono prendere atto che la Corte ha confermato che le procedure sono in linea con la legge che hanno votato. Sull'autonomia c'è un accordo di governo, lavoriamo tutti insieme per portare a casa un risultato che, chiude il capogruppo della Lega, ci viene chiesto da governatori che sono tutti di centrodestra. L'invito a fare in fretta arriva anche dal deputato leghista Luca Toccalini, che ieri ha invocato un vertice di maggioranza da convocare al più presto per andare in Parlamento e approvare le modifiche chieste dalla Corte Costituzionale. Invocazioni che trovano conferma dal ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo. La sentenza della Consulta non modifica il percorso che avevamo in mente. Il nostro progetto di autonomia differenziata, spiega l'esponente di Forza Italia, ha la finalità di non acuire le differenze che ci sono nelle varie aree del paese. Mentre il ministro per gli affari europei Foti punzecchia l'opposizione. La Corte Costituzionale ha smentito clamorosamente i costituzionalisti di questa sinistra parlamentare che evidentemente non avevano letto l'articolo della Costituzione di cui parlavano. Con le sentenze della Consulta in mano ai governatori del Nord, ora si prova ad aprire il dialogo. L'altro ieri Attilio Fontana aveva detto a Libero di essere pronto a sedermi al tavolo coi colleghi del Sud per spiegare loro questa riforma. Ieri è stata la volta del Veneto Luca Zai ad aprire al dialogo. Sull'autonomia differenziata è arrivato il momento del dialogo, dobbiamo smettere di guardare al futuro con le divisioni del passato, concentrarci sui contributi che possiamo offrire insieme per una riforma in grado di rendere il paese più efficiente e vicino ai cittadini. Dopo anni di attesa, questa è l'opportunità per avviare una stagione di grandi riforme. Gli appelli dei governatori del Nord, almeno ieri, hanno fatto breccia a metà.
per una traballante governatrice della Sardegna, balla Alessandra Todde, che spiega: lotterò affinché alla Sardegna non venga tolto un euro, dimostrando di non avere compreso bene la riforma che non tocca le regioni a statuto speciale. C'è un Michele Emiliano che dalla sua Puglia, pur ribadendo che la consulta ha fatto a pezzi la legge Calderoli, apre al dialogo dicendo: se si vogliono fare più poteri alle regioni se ne può discutere, ma lo scontro nord-sud è finito per sempre. Invece va registrata anche la posizione dei comitati referendari, che sonoramente bocciati dalla consulta che ha fatto a pezzi pure il quesito da essi proposto, si lagnano: rispettiamo le sentenze ma restiamo convinti delle nostre ragioni. E anche noi siamo convinti di aprire le linee 0292 947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Tu hai allora, su un giornale c'erano i 30 anni di Giorgia con Come saprei, del 1995. In realtà Giorgia iniziò l'anno prima partecipando a Sanremo con E poi, se non ricordi bene. Se ricordi bene, tu devi ricordarlo perché facendo radio lei vinse, mi sembra, nuove proposte. Poi una domanda: tu un paio di giorni fa hai messo in onda alle 8:30 del mattino una canzone eseguita dal cantante della Rua. Sì. Mi sembra si chiamasse Piccola. Come si chiama quel cantante? Perché io volevo andarmela a riascoltare quella canzone. Ah, vai tranquillo che me lo vado a ribeccare. Adesso c'ho qui le programmazioni, me lo becco al giorno, al volo, e te lo dico. Ma io approfitto di te per ringraziare tutti questi artisti, perché tu lo sai meglio di me, perché anche tu hai fatto questo lavoro, e ogni volta che io mando uno di questi artisti, praticamente questi artisti sono felicissimi di un passaggio nazionale e a loro volta avvisano tutti i loro ascoltatori, follower, seguaci di ascoltare Radio Libertà, per cui è una pubblicità bellissima, reciproca, che ci facciamo. Non è male. Vai ancora. Volevo dirti un'altra cosa. Allora, stamattina, anzi ieri è scoppiato lo scandalo, chiamiamolo scoppiato. Si è parlato dello scandalo sui finanziamenti alle associazioni verdi dell'Europa, no? Attraverso il Telegraph in Olanda. Ma ci vogliamo ricordare del Qatargate del 2022 e ci vogliamo ricordare anche degli aiutini, chiamiamoli aiutini, che questa Europa ha dato alla Cina, dei quali se ne è parlato pochissimo ancora prima del Covid. L'Europa è semplicemente un accrocchio di interessi che è organizzata da un gruppo di persone ristrettissimo che poi scaricano le loro idee, cioè i loro, tra virgolette, interessi barra personali o parapersonali, li scaricano sulla popolazione. È un po' come quello che ha sempre fatto la Fiat, no? Socializzazione delle perdite e invece privatizzazione dei guadagni. Basta, aspetto che tu mi dica come si chiama quel cantante. Grazie Sammy. Grazie carissimo, grazie. Sì, ho sbirciato, si chiama Daniele Incicco. Abbiamo trasmesso l'altro giorno la canzone Piccola, il primo singolo da solista, Daniele Incicco dei La Rua. 0292947222, mi dicono linee libere in questo momento, chiaramente non ci credo, ma vuol dire che ci vuole lo stopone, rifate il numero lentamente, siamo come negli anni 80, nelle prime radio libere. Avanti coi WhatsApp. Buongiorno Sammy, adesso è finito il tempo di pettinare le bambole, bisogna capitalizzare. Mercosur, DSA, Qatargate, ora Greengate, la Lega deve andare all'attacco senza più garbo istituzionale, ci scrive Fabio. E poi c'è un WhatsApp audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Da stupirsi, se dicono i sinistri che Rami è stato ucciso dalla polizia, tra l'altro sicuramente è stato fatto dai carabinieri, vuoi che non dicano una roba del genere? Cioè loro non vedono la realtà, vedono quello che vorrebbero. È una patologia medica comunque, vedere quello che non c'è e che si pensa che ci sia. È una patologia abbastanza grave, può essere presa anche come schizofrenia.
Quindi probabilmente questi sono tutti malati e come tali andrebbero richiusi, quindi riapriamo i manicomi. Non oseremmo mai, però serve a qualcosa la rassegna stampa, perché proprio passare da un giornale all'altro ti accorgi di come la verità viene messa in modo diverso. E poi, come diciamo sempre noi, la libertà, la verità sta nel mezzo, e quindi è giusto sentire tutte le voci e poi far girare il vostro cervello, capire secondo voi chi ha ragione. Ho appena effettuato il mio consueto bonifico annuale a vostro favore, date dipendenza, avanti così per la libertà. Grazie a Claudio da Pianezza Torino. Ehi là là. A riguardo del libico, quello che non capisco è che è arrivato in auto dalla Germania. Allora che controlli fanno i tedeschi? Avremmo dovuto mandarlo là, non in Libia. Claudio, buongiorno naturalmente. Chi mi manda le immaginette di tutti quelli che fanno il saluto fascista, americani ma anche molti italiani, e non si può più salutare la gente, non possiamo più farlo. Agnese, buongiorno Sammy, sto ascoltando come ogni giorno la tua rassegna stampa, e se davvero i giudici PM usciranno quando il ministro della giustizia inaugurerà l'anno accademico, dimostra quanto siano tutti codardi e soprattutto quanto siano venduti all'unico padrone, ci scrive Agnese. Poi c'è un messaggio audio, ascoltiamolo. Buongiorno. Marin, dunque, volevo darti una mano sulla vicenda Esselunga. Oh, grazie. Sì, il libro di Caprotti non fa riferimento all'apertura di Modena, ma alla quarta, avrebbe dovuto essere la quarta Esselunga nella città di Bologna, dove attualmente ce ne sono 3. Era un ex bottonificio a 2 passi dal glorioso Dallara, lo stadio del Bologna, e che presentato il progetto fu respinto dal Comune di Bologna e dalla commissione mista che è fatta da Comune, Regione, Provincia e Quartiere, per poi invece l'anno dopo consentire, come già è stato da tanto tempo, l'apertura di una Coop. Informo anche tutti i nostri amici che Esselunga, a parte che è l'unico veramente competitivo con i grandi marchi come Conad, per esempio, in territorio romagnolo ha già aperto a Ravenna, sta aprendo a Forlì e prossima sarà finalmente l'apertura della provincia di Rimini, che è stata una di quelle più osteggiate, oltre a quei famose questioni di Bologna. Ha ragione, chi ha comprato quel libro e l'ha letto come ho fatto io capisce quanto anche nell'economia i compagni cerchino sempre di avere dei vantaggi competitivi che altrimenti non avrebbero, salvo poi ricordare a tutti che i contratti fatti a chi volge l'attività come operaio commessa all'interno della Coop sono i peggio pagati. Ale. Salute. Grazie per la precisazione. Oggi ne parla il Quotidiano Nazionale a pagina 19. In principio fu Falce Carrello, una battaglia lunga 25 anni. Esselunga apre il supermercato. Ieri l'inaugurazione a Modena. Se siete di Modena o zone limitrofe, anche solo per curiosità, un girettino all'Esselunga io ce lo farei. Una manciata di minuti, abbiamo i centralini bloccati. Che facciamo? Sturiamo? Provate a chiamare lentamente 02 92 94 7222. Se vi risponde una vecchietta, avete sbagliato numero, è chiaro, c'è Simone che risponde. Simone non fa mica la voce da vecchietta. 02 92 94 7222. Se non riuscite, inviatemi un WhatsApp, tranquilli, ne ho qui da leggere fino a questa sera. Allora, c'è questo che commenta ogni mio articolo, ogni mia frase, e parto dall'ultima. Ma possibile che nessuno di sinistra e anche una certa parte della destra si renda conto di cosa abbiamo nel nostro paese alla vista dei filmati di ieri sera su Rete 4 di Mario Giordano? Cose preoccupanti. Se quei decerebrati che chiudono occhi, orecchie, bocca, naso non rinunciano alla loro ideologia devastante, saremmo schiavi a casa nostra. Basta pensare ai filmati della finta infermiera che ruba il bambino, e cioè pensate soltanto se non
non c'erano le telecamere di sorveglianza. E voi sapete che per la sinistra quelle telecamere è stato uno scandalo, che è violazione della privacy, ragazzi miei. Se non c'erano quelle telecamere, a quest'ora certamente erano ancora lì a festeggiare il nero con la moglie psicopatica, no, sta benissimo quella, insieme a tutti i parenti e amici che pensavano che quella avesse davvero partorito un bambino. E fa niente, se era una bambina. Ciao, altra grande conoscenza dell'inglese di molti giornalisti: documenti classificati, no, secretati, ma finché non impareranno l'italiano continueranno a dire e uscire fuori e fare l'uso strumentale delle parole. Togliamo bonus vari, lasciamo i soldi in tasca a chi lavora, smettiamo di finanziare la qualunque a arabi, africani e altri parassiti che riescono a eludere qualunque controllo e si mangiano tutto. Ancora WhatsApp al 340-6709-659. Sono due cretini ma non hanno problemi mentali, sapevano benissimo quello che facevano, scrive Marco riguardo al rapimento della bambina, che era un bambino, che adesso non so più cos'era, ma gli cambiano vestitino, questa fluidità, mamma mia. La Lega ha votato l'ennesimo invio delle armi in Ucraina, paga l'energia più alta, scrive Ferdinando. Caro Ferdinando, questo è il costo di stare al governo, lo so, proprio per questo che mi incazzo, perché facendo una roba del genere dovremmo parallelamente pensare a chi non ce la fa a pagare le bollette, e su questo io non transigo, ma neanche l'opposizione parla. Questa è la cosa più grave, capito? L'opposizione dovrebbe fare il suo lavoro e non parla, sta zitta. Come mai? Perché anche lei ha votato per l'invio di armi in Ucraina. Buongiorno Sammy, se uno sta al freddo per risparmiare corre il rischio di ammalarsi, se si scalda ti ammali sul serio quando arriva la bolletta. Un esempio di bolletta luce italiana: 32 euro di consumo effettivo, 76 euro totale. Questi sono impazziti, scrive Paolo da Verona. Ribadisco e discoriba: anziani che ci ascoltate, andate a bussare alla porta del sindaco, andate in un CAF, andate dagli odiati sindacati, sorridete così, come sorride l'Europa, Trump, e chiaramente fatevi aiutare. Altrimenti, lo dice il Semivarin razzista, ma in senso buono, ci vanno solo i neri. Ci vanno solo i neri, che sono infarciti di informazioni proprio da loro, dai sindacati, dai CAF, da tutti questi signori che li aiutano. E noi? Perché noi ci vergogniamo a chiedere soldi. Loro no. È un diritto, ci mancherebbe. Oh, sei mica razzista, non mi vuoi aiutare perché sono nero? Razzista di merda! Diteglielo anche voi, non mi vuoi aiutare perché sono anziano e non ce la faccio a pagare la bolletta del gas. Poi chiamiamo Repubblica, lo facciamo mettere in prima pagina. Chissà se ce lo mettono in prima pagina il vecchietto italiano che non ha i soldi per pagare la bolletta del gas. No, ti devi tingere di nero, caro vecchietto. 0292947222. Non arrivano telefonate, la cosa è grave, vuol dire che arrivano ma non arrivano, poi cadono, e proviamo a prenderne una. Vediamo chi mi risponde. Pronto, polizia? No, sono il Walter, ma ho fatto il numero camminando all'indietro. Forse il trucco è quello. Bravo. E devi anche gridare go Donald, go. Esatto. Go, no, fight. Che si capisca bene che è fight e non nient'altro. Ecco. Volevo dirti questo, hai appena detto bollette, 30 euro di consumo, 70 euro di costo. Lì dentro ci sono tutti i contributi per le energie rinnovabili. Allora, un governo, che sia un governo, cazzo, Donald Trump cosa ti dice? Fai impresa, le tasse non le paghi, vaffanculo, crea reddito, crea soldi, crea ricchezza per il mondo intero. Allora, se noi i soldi invece li dobbiamo per forza raccattare ovunque, benzina, ricordiamoci che mi sembra un giorno di riduzione delle accise sulla benzina perdeva di introiti lo Stato quasi 1 miliardo. Fate conto voi quanto pesa la tassazione sulla benzina per il funzionamento di questo Stato. Poi, bonus, una persona normale paga il 40% di tasse sullo stipendio.
Allora siamo tassati dalla mattina alla sera perché? Per mantenere una burocrazia cieca, ottusa, che si autosostiene. Ma io mi domando, un politico che sta ascoltando, cosa cazzo si mette ad andare in Parlamento a dire ci avete rotto i coglioni? Ieri poi arriva Zelensky al World Economic Forum a dire datevi una svegliata Europa, dateci i soldi. Le pensioni agli ucraini le stiamo pagando noi, così come i dipendenti pubblici, e la moglie di Sniffolino se ne va a St. Moritz a sciare con la famigliola. Ma uno che dica queste cose in Parlamento, ma cazzo, ma non possiamo pagare uno e fargli dire tutto quello che realmente la gente pensa? Io non lo so, Sammy, sei tu l'unico. Grazie caro, c'è un motivo per cui non vado in Parlamento. Stiamo chiudendo, signori, certamente ancora un WhatsApp. Spero che il CAF adesso, siccome non sa fare il suo lavoro, lo fa superficialmente, paghi di propria tasca. Non paga, però lo devi pagare tu. Ma vacci, caro anziano all'ascolto, per la bolletta del gas, ok? Non facciamo andare solo i neri. Lo spumino, bella questa, a posto dello sfumino, lo spumino servirebbe pure al mitico Carlo Cambi. Sì, anche lui era malandato ieri nella trasmissione, oggi è andata in replica, ma succede. Allora, 5 euro per lo spumino, che mi fa venire fame. Datevi da fare, conto corrente postale 37671294. Aiutate Radio Libertà a tossire in santa pace, a fare altri rumori chiaramente poco radiofonici. Schiacciando un bottone si spegne il microfono. Purtroppo ci si è guastato e in questo momento siamo qui alla mercé dei nostri malanni. Me ne vado dicendo ancora qualcosa, eccola qua, quel qualcosa riguarda l'apertura del sito del Corriere, che porta una sfiga, ragazzi, quest'oggi, ma magari ha anche ragione. Signori, previdenza, la pensione arriverà a 68 anni, 6-8, e per i dipendenti pubblici 70. Le nuove regole sono stime naturalmente della Ragioneria dello Stato. In base all'aspettativa di vita, nel 2040 serviranno 13 mensilità in più. Le regole per il pubblico impiego, ecco chi lascerà il lavoro a 70 anni. E con questa splendida notizia Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto. Grazie a chi sta in regia e ci aiuta, ma tranquilli, è una minaccia. Io torno questa mattina alle 11 con altre notizie, le vostre telefonate, i vostri WhatsApp e tanta buona, speriamo, politica. Avete ascoltato la rassegna stampa.